Patrizia Zantedeschi del Centro Veneto Progetti Donna, un convegno oggi pieno che ha fatto il tutto esaurito qua al San Gaetano. Qual è il messaggio che volete lanciare? Il messaggio che vogliamo lanciare ovviamente, anzi che vogliamo raccogliere, oltre che lanciare, è un messaggio di attenzione a questa tematica. Vogliamo che su questo tema, il tema della violenza alle donne, di cui si parla molto, si cominci a parlare in modo approfondito, in modo scientifico. Vogliamo una riflessione seria su tutti gli aspetti che riguardano la violenza, il contrasto, soprattutto come mettere in campo delle modalità di intervento che siano al tempo stesso efficaci ma sicure per le donne, coinvolgendo tutti i soggetti che sono parte di questa rete. Ecco, lanciamo un messaggio anche alle donne che spesso non hanno il coraggio di denunciare quello che subiscono. Le donne non hanno il coraggio per una serie di motivi anche molto molto complessi. Certo che se noi diventiamo più bravi ad accoglierle, a prospettare delle strade di uscita, le donne avranno più coraggio. Allora il messaggio è per le donne ma anche per tutta la nostra comunità. Dobbiamo rendere sicuri i percorsi di uscita e alle donne possiamo dire che in questo momento ci stiamo provando e quindi si possono fidare di più.